CGIL è decisa a scendere in piazza per la CISL, questa è la fase del dialogo, unità sindacali a rischio, visioni diverse dicono al nostro TG, ma dialoghiamo. Dura requisitoria del PM nel processo Costa Pulita a Catanzaro, invocati complessivamente 308 anni di carcere, chiesta la condanna del presidente della provincia di Vibo, Andrea Niglia. Funerali senza fattura, dal 2012 non avrebbe dichiarato ricavi per 400.000 euro nel mirino delle Fiamme Gialle, un'impresa di pompe funebri dell'Alto Tirreno Cosentino. Comitato genitori, alunni e insegnanti a Vibo per chiedere scuole sicure su oltre 200 istituti, solo 9 sono in regola. Rapina ai danni di un ufficio postale nel Reggino, 15.000 euro, il bottino dei malviventi. Domani in campo le squadre di Serie C, riflettori accesi sul derby Reggina-Cosenza. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, lo avete sentito anche dai nostri titoli. In apertura ci occupiamo di sindacato CGIL e CISL divise sul metodo. Per la CGIL è necessario scendere in piazza per far sentire la voce dei precari e dei disoccupati. Per la CISL invece questa è la fase del dialogo, a rischio l'unità, i particolari nel nostro servizio. Il problema è sempre lo stesso, la difesa del lavoro e dei diritti. Oggi più di ieri, dicono i sindacati impegnati in 1000 vertenze calabresi, bisogna tenere alta l'attenzione. CGIL e CISL concordano, ma in che modo? È proprio sul come che i sindacati si dividono. La CGIL pensa alla manifestazione di piazza e prende le distanze dal presidente Oliverio. Noi avvertiamo che in questo momento la Calabria chiede altro, noi pensiamo ad un'altra Calabria, non quella di Oliverio. Non nel senso che Oliverio non abbia il diritto di presentare la sua Calabria, ma il racconto che viene fuori dalla Calabria di Oliverio non è un racconto reale. Noi riteniamo che una manifestazione regionale importante a cui si chiama raccolta i disoccupati calabresi, i precari e tutti i giovani, ma ce lo chiede la Calabria. La CISL ha invece un'altra visione delle cose e pensa che questa sia la fase del dialogo. Riteniamo che in questo momento c'è bisogno di risposte immediate e meno di grandi adunate. In questo momento noi dobbiamo dare risposte a un oceano di persone che vive una condizione drammatica a livello produttivo, economico, sociale e occupazionale nella nostra regione. Dobbiamo stare a inchiodare le istituzioni per confronti che possano dare risultati. Al termine si faranno le dovute valutazioni. Unità sindacale a rischio. Noi andremo alla ricerca della unitarietà rispetto alle iniziative e quindi auspichiamo che ci possano essere, così come avevamo deciso a suo tempo, delle convergenze. Poi capisco che su alcune cose abbiamo avuto visioni diverse, ma l'obiettivo comune di far crescere una nuova Calabria credo che ci sia da tutti, quindi non disperdiamo l'idea dell'unità, anzi cercheremo di rilanciarla. Abbiamo ritenuto che in questa fase non ci sono le condizioni per andare a iniziative unitarie, fermo restando che per quanto ci riguarda il percorso unitario è da privilegiare perché sicuramente rafforza i lavoratori e ovviamente chi li rappresenta. C'è una notizia di cronaca battuta dalle agenzie di stampa, la vediamo insieme. Un giudice in servizio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, Gaetano Maria Amato, è stato arrestato dalla polizia a Messina per pornografia minorile. Nei suoi confronti il giudice per le indagini preliminari della città dello Stretto, su richiesta del procuratore Maurizio De Lucia e dell'aggiunto Giovannella Scaminaci, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La notizia è stata confermata all'ANSA da fonti giudiziarie che non forniscono altri particolari a tutela delle vittime. Processo Costa Pulita, chieste condanne per 309 anni di reclusione, tra gli imputati anche il presidente della provincia di Vibo Valentia. Vediamo.
La lunga requisitoria in tribunale a Catanzaro 25 le condanne chieste dal sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia Andrea Mancuso nel processo Costa Pulita. Per gli imputati invocati complessivamente 308 anni di reclusione, oltre a 20 anni di reclusione a testa per i presunti boss di Briatico Antonino e Antonio Accorrinti, padre e figlio, e a 10 di reclusione per Cosmo Michele Mancuso di Limbadi. Il pubblico ministero ha chiesto la condanna a 2 anni anche per l'attuale presidente della provincia di Vibo Valentia, nonché sindaco di Briatico Andrea Niglia, accusato di corruzione elettorale aggravata dalle finalità mafiose. 2 anni di pena anche la richiesta per l'ex sindaco di Briatico Francesco Prestia e per l'ex consigliere comunale di Briatico Sergio Bagnato. Per l'ex consigliere comunale di Vibo Valentia Giancarlo Giannini la richiesta di condanna è di 5 anni e 4 mesi di reclusione. L'operazione Costa Pulita, scattata nell'aprile del 2016, ha portato al fermo di 23 persone e al sequestro di beni per 70 milioni di euro. Gli indagati, accusati a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, detenzione e porto illegali di armi e sostanze esplodenti. La Guardia di Finanza di Cosenza ha scoperto un'impresa di pompe funebri che non avrebbe dichiarato ricavi al fisco per 400.000 euro, sottraendo le imposte per 100.000 euro. Vediamo. Il business del carro estinto. Nell'Alto Tirreno cosentino da anni un'impresa di pompe funebri operava in regime quasi monopolistico, lauti guadagni per i titolari che però avrebbero omesso di dichiarare le entrate al fisco. Il pagamento dei funerali dunque era in nero, ma le fiamme gialle hanno passato al setaccio documenti, effettuando verifiche e controlli incrociati con i dati acquisiti dalle banche informatiche, e così è stato accertato che l'impresa dal 2012 non avrebbe dichiarato ricavi per quasi 400.000 euro. Non è stato semplice il lavoro della Guardia di Finanza per ricostruire l'effettivo volume d'affari della società, ma i rigorosi riscontri hanno consentito di quantificare i compensi percepiti e non dichiarati, 400.000 euro appunto, con conseguente evasione delle imposte dovute pari ad oltre 100.000 euro. I responsabili dell'impresa di pompe funebri sono stati sanzionati anche per violazioni agli adempimenti di natura amministrativa e sanitaria. Furto aggravato e continuato di alberi di proprietà del comune di Mendicino, indagate 3 persone. Vediamo. 3 persone alle quali sono stati notificati altrettanti avvisi sono indagati dalla Procura della Repubblica di Cosenza per furto aggravato e continuato di alberi di proprietà del comune di Mendicino. Le indagini hanno preso il via tra fine inverno e inizio primavera nell'ambito dei servizi di controllo del territorio mirati alla salvaguardia del patrimonio forestale, svolti dai carabinieri forestali di Cosenza, in particolare ai piedi del versante sud-est di Monte Cocuzzo, zona questa caratterizzata da boschi di alto fusto, di ontano napoletano, pino laricio e faggio. Durante questa attività, effettuata con l'ausilio di sistemi di videosorveglianza e appostamenti, sono stati individuati 3 autori di diversi furti di alberi nella zona, che è indicato come sito di importanza comunitaria facente parte della rete Europa Natura 2000. Oltre al danno ambientale e paesaggistico, è stata stimata per l'ente una perdita economica del valore di decine di migliaia di euro. E c'è un aggiornamento in merito all'arresto del giudice per pornografia minorile. Lo ricordiamo, il giudice della Corte d'Appello di Reggio Calabria, Gaetano Maria Amato, appunto il giudice della Corte d'Appello di Reggio Calabria, arrestato oggi dalla polizia a Messina per pornografia minorile, presta servizio alla sezione penale dal gennaio di quest'anno. In precedenza era stato alla sezione civile. Trascorsi 10 anni previsti dalle norme del CSM, il giudice era passato al penale, dove ha fatto parte anche dei collegi in corte d'assise e alla sezione misure di prevenzione. Nessun commento sulla vicenda odierna viene fatto negli ambienti della Corte d'Appello Reggina. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi.
Di 15.000 euro il bottino di una rapina compiuta stamane nell'ufficio postale di San Batello a Reggio Calabria. 2 persone con il volto coperto poco prima dell'orario di apertura sono riuscite a sfondare la porta blindata dell'ufficio e dopo aver minacciato il personale si sono impossessate del denaro facendo perdere le proprie tracce. Sull'episodio indaga la polizia che ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. È entrato nei locali che ospitano temporaneamente la questura di Catanzaro armato di forbici e ha tentato di aggredire l'agente di guardia. L'intento dell'uomo, secondo quanto si è appreso, era quello di sottrarre la pistola di ordinanza e vendicare la sorella. L'agente è riuscito a riportarla alla calma e l'uomo è stato poi sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. L'episodio sarebbe accaduto ieri ma se ne è avuta notizia solo oggi. L'omicidio della sorella dell'aggressore, che sarebbe all'origine del gesto, secondo quanto poi accertato, non è mai avvenuto. Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti ha danneggiato nella notte un bar ubicato nella piazza centrale di San Calogero, nel Vibonese. Sull'episodio che si è verificato poco prima della mezzanotte hanno avviato indagini i carabinieri. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore, ha permesso di contenere i danni. Le fiamme hanno comunque distrutto alcuni arredi del locale. Ha minacciato la madre con un coltello. Un ucraino di 25 anni è stato denunciato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia. L'episodio è avvenuto a Crotone. I poliziotti hanno ricostruito i precedenti della vicenda, accertando che l'uomo anche in passato aveva assunto condotte del genere nei confronti dei propri familiari. A Vibo adesso, dove il comitato genitori, alunni e insegnanti hanno chiesto scuole sicure. Pensate, su oltre 200 istituti soltanto 9 sono in regola. Vediamo. Genitori preoccupati e con loro insegnanti, lavoratori del settore scuola, studenti. Insieme si sono riuniti in comitato denominato Scuole Sicure per chiedere maggiore tutela e per lanciare una petizione attraverso una pagina Facebook creata ad hoc. D'altronde i dati del Ministero riguardanti la provincia di Vibo Valentia restituiscono una fotografia disarmante, con appena il 3% delle scuole progettate o adeguate ai canoni di maggiore sicurezza statica. Su un totale di 272 edifici censiti, che nel Vibonese ospitano scuole statali di ogni ordine e grado, appena 9 risultano in regola. La gran parte degli edifici scolastici di competenza della provincia di Vibo Valentia sono stati realizzati prima del 2008, anno di riferimento in tema di normativa antisismica. Per gli edifici esistenti è stata avviata dalla provincia un'attività di verifica di sicurezza ed il risultato è che per garantire una sicura fruibilità, adeguamento escluso, sarà necessario prevedere nei prossimi anni impegni economici complessivi per 800.000 euro. Il quadro che ne viene fuori è desolante. Nella quasi totalità degli istituti non viene effettuata la manutenzione ordinaria da almeno 5-6 anni. Per farlo la provincia ha bisogno di 600.000 euro. Altro problema riguarda la gestione delle utenze, vale a dire luce e riscaldamenti, per far fronte alle quali occorrerebbero 700.000 euro. Altri 385.000 euro necessitano per il pagamento dei fitti passivi relativi alle sezioni staccate del liceo scientifico Berto e del liceo Capialbi di Vibo Valentia. Non ultimo il problema della sicurezza. Per completare il lavoro occorrono altri 80.000 euro. Per adeguare tutti gli edifici scolastici alla vigente normativa antisismica, escludendo quelli già idonei o quelli per i quali sono in corso i lavori di adeguamento, occorrerebbero almeno 40 milioni di euro. Certo, questo ovviamente non vuol dire che le scuole vibonesi siano in imminente pericolo di crollo, ma semplicemente che è ancora molto lontano il rispetto della normativa più rigorosa in materia di costruzione che vige in Italia dal 2008. Ed allora appare ancora più stridente l'esito del bando regionale per l'adeguamento sismico degli edifici scolastici, che ha visto il vibonese attestarsi al penultimo posto nella graduatoria, con l'assegnazione di soltanto il 4% delle risorse disponibili. Ben venga quindi la mobilitazione spontanea dei cittadini e la petizione via social che è stata lanciata. Anche in Calabria la CGIL è in piazza per dire no alla violenza sulle donne, mobilitazione nazionale promossa proprio dal sindacato. Vediamo. Persecuzioni, maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche. I dati sulla violenza di genere sono sempre più allarmanti. Per questo la CGIL ha promosso una mobilitazione nazionale per chiedere agli uomini, alla politica, ai media, alla magistratura, alle forze dell'ordine e al mondo della scuola un cambio di rotta nei comportamenti, nel linguaggio, nella cultura. Anche a Catanzaro la CGIL è in piazza per dire no alla violenza sulle donne. Nel nostro territorio abbiamo deciso di tenere 2 iniziative, a Lamezia e a Catanzaro, e soprattutto abbiamo deciso di farle all'esterno, di renderle visibili, perché su questo terreno c'è moltissimo lavoro da fare dal punto di vista soprattutto dell'informazione,
perché noi vogliamo che prevalga in una società civile e democratica sempre di più la cultura del rispetto, quindi contro ogni forma di violenza, e per quanto ci riguarda ci attiveremo con le iniziative di questa sera, ma con le iniziative e l'attività che continueremo a dispiegare nei prossimi giorni, a proseguire su questo terreno perché possa sempre di più nella società prevalere questa cultura, appunto, contro la violenza sulle donne, ma contro ogni genere di violenza. Una manifestazione per avanzare anche specifiche richieste come l'applicazione concreta della Convenzione di Istanbul, la cancellazione della depenalizzazione dello stalking, il potenziamento del servizio di assistenza e norme specifiche per l'inserimento nel mondo del lavoro delle vittime. No alla violenza sulle donne, sì al rispetto e a un mondo più uguale tra uomini e donne. Il comune di Cleto, siamo nel Cosentino, ha voluto conferire la cittadinanza onoraria al professor Luigi Pellegrini, fondatore della nota casa editrice. Vediamo. Con una cerimonia solenne il Consiglio Comunale di Cleto ha conferito la cittadinanza onoraria al professor Luigi Pellegrini, un riconoscimento che ha voluto sottolineare l'impegno di un uomo che ha elevato la cultura in Calabria e in Italia e che proprio a Cleto, suo paese natale, ha fondato la casa editrice Pellegrini. Devo ringraziare tutti gli amici, tutti i cittadini, gli organizzatori di questo bell'incontro che mi ha toccato davvero il cuore, il mio vecchio cuore che ancora continua a battere, perché quando sono a Cleto c'è qualche cosa per me che non solo mi onora ma mi fa felice. Era il 1952 quando Luigi Pellegrini, insegnante elementare, dava vita ad una rivista letteraria, un'impresa che nell'entroterra della Calabria del dopoguerra appariva a dir poco temeraria, ma Luigi Pellegrini, con la caparbietà, l'impegno e la volontà che ancora oggi contraddistinguono la sua vita, ce l'ha fatta. E in una terra dove si raccontano troppo spesso fallimenti e rinunce, ha scritto una bella pagina di storia. Ha avuto una volontà di ferro, ha costruito qualcosa, che per noi somiglia un po' a una leggenda. E stasera è una festa, ci ha fatto commuovere, questo grande, dopo tanti anni ha fatto il ritorno a Cleto e noi ci sentiamo orgogliosi di questo figlio di Calabria. Una storia di successo che ancora oggi continua grazie al temperamento fiero e alla capacità dei figli. Oggi la casa editrice Pellegrini è una delle realtà più autorevoli e affermate in campo nazionale, ma il suo fondatore non ha dimenticato i sacrifici affrontati ed è proprio a tutti i giovani calabresi che lancia un accorato e affettuoso messaggio. Un messaggio che praticamente è stata la mia dottrina, cioè avere coraggio e andare sempre avanti per la civiltà e per l'onore di essere cittadini onesti e bravi. Non fermarsi, andare avanti, cercare di migliorare le cose, andare avanti con fiducia nel tempo e nella cultura maggiormente. Lo sport, non c'è tempo per rimuginare sulla sconfitta subita in casa con il Catania e per gioire per il pareggio in casa della Virtus Francavilla. Il Cosenza e la Regina sono già concentrate sul derby di domani al Granillo alle 20:30, una sfida importante per le formazioni di Braglia e Maurizi. Tornano in campo anche Catanzaro e Rende. Gianluca Pasqua. Gli effetti delle cure si vedono nel tempo. La cura Braglia è appena agli inizi e il Cosenza ne ha assunto una piccola dose, sufficiente per ridare un po' di coraggio e di autostima, ma evidentemente non per superare un avversario forte e fortunato come il Catania, capace anche di sacrificarsi e soffrire per tenere botta dopo aver trovato il vantaggio con Mazzarani. Una ventina di minuti di difficoltà inevitabili per una squadra ancora al centro di un guado complicato, qualche incertezza acuita dalla situazione di svantaggio e poi un lungo monologo trasformatosi in una ripresa in assedio, con qualche acuto e una grande occasione che avrebbe potuto esaudire il desiderio dei rossoblù di evitare un'altra sconfitta dal sapore beffardo. Braglia prende il meglio 90 minuti dei lupi, ma avverte dovranno giocare sempre con la stessa intensità, altrimenti saranno guai, a cominciare dal derby con la Regina.
ho una situazione che vengo a ereditare, però da qui in avanti è anche la mia, perché se no non ci venivo, perciò quello che abbiamo è anche la mia situazione e dobbiamo stare zitti e pedalare. L'ho detto l'altro giorno e ve lo dico adesso, noi dobbiamo lavorare. Il problema è che io non sto lavorando, perché io sono arrivato un giorno prima della partita, ora c'è un'altra partita, poi ce n'è un'altra e che faccio? E che mi metto a fare? Devo cercare per forza di cose la situazione che gli permette al Cosenza di potersi esprimere. Io sono contento di quello che ho visto, devo dire la verità, perché non ho visto ragazzi impauriti, ho visto una squadra che ha provato a giocare, bene o male ha provato a giocare. Perciò loro non devono scendere di condizione da quello che mi hanno fatto vedere. Perché è chiaro che se scendano di livello allora mi preoccupo. Se siamo questi non mi preoccupo proprio per niente. Ecco la Regina, giovane, spavalda, briosa, non proprio a suo agio nel primo tempo giocato a Brindisi con la Virtus Francavilla e sbloccato dall'Eurogol di Saraniti, ma brava a reagire e a trovare con il suo uomo migliore, De Francesco, il gol del pari, un'altra magia che fa sorridere a Genere Maurizi, contento per la continuità da difendere nella sfida di domani. Va bene il punto, dar continuità e credo che le soluzioni migliori erano quelle. Francavilla si è dimostrata un'ottima squadra, ben impostata e quindi giocare fuori casa contro questo Francavilla non è così facile. Noi siamo riusciti a già farlo e ci teniamo stretti il risultato positivo. Tornano in campo anche Catanzaro e Rende. Dopo la pausa forzata ma forse benefica, i giallorossi ospiteranno l'Acragas. Il Rende avrà una chance esterna in casa della Racing Fondi. La Riviera dei Cedri, teatro della fase finale della Coppa Italia di calcio 2017, riservata ai medici. La manifestazione ha raccolto molti consensi ed ha incoronato campione della 14ª edizione la squadra della Cosenza FC, che dopo 4 anni torna ad aggiudicarsi il prestigioso trofeo. Sport ma anche tanta solidarietà. Anna Franchino. Si tinge di rosso-blu la 14ª edizione della Coppa Italia di calcio riservata ai medici che fanno parte della SD nazionale. La squadra del Cosenza FC si impone per 2-1 sull'Acam Bari. Sul rettangolo di gioco del Domenico Longobucco di Scalea, sull'Alto Tirreno cosentino, la doppietta di Miceli al 29esimo del primo tempo e al 17esimo della ripresa ha regalato il successo ai calabresi, mentre per i pugliesi ingoltisce allo scadere. Il prestigioso trofeo intitolato a Gabriele Villa, medico e calciatore prematuramente scomparso, dunque ha visto avvicendarsi la formazione del Cosenza FC alla squadra di Melito Portosalvo, che invece quest'anno ha conquistato il titolo di campione d'Italia. Per i silani capitanati da Enrico Cossabile si tratta del secondo successo dopo quello ottenuto ad Assisi nel 2013. Fra le due formazioni, Cosenza e Melito, la sfida a suon di titoli proseguirà nella finale di Supercoppa. Nella finale per il terzo e quarto posto invece Melito Portosalvo l'ha spuntata sul Catania ai calci di rigore. Grande successo dunque per la manifestazione sportiva che, come di consueto, raccoglie consensi e coniuga sport, lavoro e solidarietà. I fondi raccolti saranno donati all'associazione locale La Casa dei Colori, che favorisce l'integrazione dei diversamente abili. Utilizzare lo sport, il calcio, come strumento di utilità sociale, quindi essere di aiuto ai più bisognevoli, ai più deboli, agli enti e alle associazioni, quindi promuovere la cultura dello sport e nello stesso tempo essere vicini e solidali con i soggetti più bisognosi, meno abbienti, e così è un connubio molto bello perché lo sport, il benessere psicofisico dell'individuo ben si sposa con quelli che sono gli eventi scientifici, quindi calcio e solidarietà. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. L'alta pressione delle Azzorre sta tentando di impadronirsi nel nostro territorio, ma una debole seccatura in quota tenderà a contrastare tale tentativo, giungendo sul Mar Tirreno e mantenendo quindi attiva una debole circolazione ciclonica, che sarà capace di produrre ancora fenomeni stabili sul sud Italia e quindi anche sulla nostra regione. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Martedì.
Ancora nuvolosità sparsa che potrebbe produrre pioggia, localmente anche a forma di rovescio temporale, più frequenti sui versanti ionici reggini, catanzaresi e sul cotonese. Tali precipitazioni saranno in estensione nel pomeriggio anche nelle zone interne del Cosentino. Temperature grossomodo stazionarie. E adesso il consueto sguardo a mari e venti. Martedì, mari poco mossi. Dal pomeriggio lo Ionio meridionale e lo stretto di Messina vedranno aumentare il loro moto ondoso, che diverrà mosso. Venti prevalentemente da est sul Tirreno, tendenti a disporsi dai quadranti meridionali sullo Ionio. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava e messi in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.